Le chiedo, Presidente, per cortesia se intende essere ripreso. Ecco, vuole essere ripreso a telecamera oppure a difficoltà? Preferisco di no. Allora niente telecamere alla Corsi. Alberto. Senta, lei per legge ha facoltà di non rispondere alle domande che gli saranno fatte. Vuole rispondere o no? Voglio rispondere. Bene. Prego, Polistero. Sì, Presidente. In fondo le domande che deve fare il PM all'avvocato Corsi sono veramente minime e si sostanziano essenzialmente nel chiedere questo. Avvocato, lei innanzitutto conosce il Lotti Giancarlo, conosce il Vanni Mario, in che termini e che tipo di rapporto c'è con questi signori? Conosco il Lotti Giancarlo poco, salvo un rapporto di lavoro perché gli chiuse un incidente stradale. Conosco il Vanni non bene, ma insomma da paesani, ho visto moltissime volte in paese, al bar, in piazza. Il Lotti invece non lo conosce da paesano, lo conosce scusa, lo conosce solo come cliente? O anche... No, lo conosco anche da paesano, ma anche se nella piazza del paese o nel bar sta sempre zitto, quindi io non ho mai avuto un dialogo, credo non averci mai parlato con il Lotti. Crede o... Non ho ricordanza di aver mai parlato con il Lotti. Bene. Ha ricordanza che il Lotti sia stato in sua presenza mentre lei parlava con altri al bar o con amici a cena? Beh, io non lo ricordo, però vorrei raffigurarsi la piazza di San Casciano, che poi si chiama piazza, sono un incrocio di 4 strade e basta. Probabilmente sono stato vicino, ma come vi ripeto io non ci ho mai parlato. La mia domanda era diversa, avvocato. Ha mai visto se il Lotti è stato volontariamente o involontariamente, cosciente o non cosciente, ma fisicamente presente a colloqui che lei faceva con chiunque, non che ora mi voglia fissare con qualcuno? Può essere che lei parlando con qualcuno sia stata anche presente, non che ora mi voglia fissare con qualcuno. Può essere che lei parlando con qualcuno sia stata anche presente Lotti o esclude circostanze di questo? Non lo posso escludere, ma non lo ricordo. Può essere successo che voi eravate, lei con qualche suo amico o conoscente al bar, parlavate di calcio o di qualsiasi altro argomento e il Lotti era presente? Può essere. Con il Lotti e il Vanni le è mai capitato di avere, di essere andato a cene sociali o non sociali, a cene di amici, di compagnie, di gruppi o cene esclusivamente per amicizia, gruppi grandi o gruppi piccoli? No, in grossi gruppi sì, sono cene che a San Casciano vengono fatte una volta l'anno, generalmente nel mese di luglio, cui partecipano una decina di strumenti della banda musicale, ballerini, barzellettieri, e si approfitta di questa occasione per riunirsi 30, 50, anche 200 persone siamo state. Lei ricorda se a queste cene qualche volta è stato presente il Vanni o il Lotti? Il Vanni quasi sempre, il Lotti credo a una di ricordarmi di sì. Può darsi sì anche due, perché come le ripeto io se vado a queste cene non sto vicino né al Vanni né al Lotti. Lei ci può spiegare meglio il motivo, cioè qual è il motivo di aggregazione di queste cene? Cioè per venire il Lotti deve chiedere il permesso a qualcuno o viene, se vengo anch'io? No, chi viene vengono presi tutti, insomma, normalmente... C'è un organizzatore, c'è qualcuno a cui bisogna rivolgersi? Sono cene che nascono nel paese, arrivati a luglio si fa questa cena...